soldi buttati. Rieccoci, ho preso fiato. Primo si interpares appuntamento al mercoledì, gruppo di Vedi Chiesaro, lei riesce sempre a buttare dire, no, ci tengo appuntamento, che... stia fermo che era appuntamento settimanale del mercoledì, lei dovrebbe fare il conduttore delle trasmissioni, era l'ideale. Vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook, vorrei cambiare tema, abbiamo chiarito il problema del ponte perché altrimenti stiamo qui, passa il tempo e non abbiamo tante altre cose da chiedere. Le scuole, poi dicevate che le scuole sono in difficoltà e quindi chi voleva intervenire non ricordo, no, aveva la parola la Roppio, l'ho interrotta mentre stavo parlando. Sì, no, vabbè, era per concludere, come dire, diciamo questo passaggio con il ponte, quindi c'è una criticità. Quindi concludendo, semplificando, quando ci sono i controlli di questo ponte, i tecnici quando lo fanno... Stanno facendo in questi giorni, ieri hanno e quindi fatto quando avrà il risultato... 15 giorni di tempo gli ho 15 lasciato, giorni possiamo dire ai nostri telespettatori che se dopo 15 giorni glielo dico io, possono passare tranquillamente oppure il ponte verrà chiuso se vengo non è qua a dirglielo molto tranquillamente. Perfetto. A Montagnana abbiamo sistemato quello che è caduto, sindaco? A Montagnana sarà sistemato, siamo in fase di progettazione e di individuazione delle aziende, delle imprese che andranno appunto a sistemare quanto successo. Qualche milione di euro sia nella parte pubblica piuttosto che privata e come si diceva prima per la parte pubblica riusciamo con una copertura assicurativa esistente per fortuna. Nella parte privata la preoccupazione che non arrivi nulla e pertanto con i danni soprattutto al mondo dell'agricoltura oltre che delle imprese che ci sono state. Volevo puntare un attimino l'attenzione, visto che si parlava di infrastrutture un attimo fa, ma qualcosa hanno già fatto anche i miei colleghi, l'importanza nella nostra zona di un collegamento viario nord-sud esiste con la Valdastico, realizzata di recente, pertanto ha risolto bene i nostri problemi, manca ora il collegamento est e ovest e si parla appunto della famosa SR10, laddove vede un traffico pesante ma con numeri importanti di mezzi che a 10 metri dalla cinta muraria attraversano quotidianamente questo percorso portando danni, lesioni alle abitazioni private piuttosto che al patrimonio. Chiedo rapidamente esigenze dei vostri comuni col Presidente della provincia, quelle più importanti, insomma, perché se parliamo delle strade basta guardare la statale del Santo, la strada dei Vivai, l'hanno fatta una corsia e quindi succedono incidenti. Ma vede direttore se posso, questo pezzo di viario, perché appunto parlavamo di autostrada ma è arrivata 2 anni fa, questa mancanza di collegamento ha fatto sì che non ci sia stato sviluppo nella bassa, è uno degli elementi, non è sicuramente l'unico, ma laddove ci sono le infrastrutture, laddove c'è la viabilità, vediamo nell'alta, quantomeno lo sviluppo c'è stato, sicuramente una popolosità diversa, un'imprenditoria diversa, ma comunque è cresciuto attorno anche un mondo viario. Hanno difficoltà. Di qua poi vengono anche da voi, sulle esigenze dei vostri comuni, Villa del Conte, andiamo in ordine e poi vengono anche da voi. Sicuramente la sicurezza sulle strade provinciali da implementare in assoluto e poi la necessità urgente di un paio di rotonde su punti nevralgici del mio paese. 2 cose già veloci, il primo un collegamento ciclopedonale tra l'ospedale Sant'Elena e Monselice, che lì in mezzo c'è anche Este, che sarebbe opportuno perché quella strada provinciale che collega è stretta e pericolosa, avendo molte persone che vanno anche all'ospedale di personale che stanno a Sant'Elena, vanno anche in bicicletta, prima o dopo temo che succedano qualcosa. L'altro aspetto che volevo invece sottolineare... La fermo. Perché quando sento dire prima o dopo ho l'impressione che succeda qualcosa, il sindaco me lo dice, mi preoccupa, fermo tutto e la faccio, cerco di farla. Sì, dove cazzo c'è 1 milione di euro? No, faccio io, non è nessun problema, mutui non ne posso fare. Vero, avete ragione, però io ho capito che la prevenzione è la cosa più importante. Capiamoci. Per 2 mesi, 3 mesi, lei fa il sindaco e io faccio il presentatore. No, ma Giorgio... c'è già Schiesaro che vuole rubare. No, intanto faccia lo scambio con me. Ma per capirci, Sant'Elena è un comunello di 2500 abitanti, 8 km², quindi è piccolissimo, ha 6 dipendenti. E ne aveva 6 anche quando aveva 1700 abitanti. Esatto. Allora lei può portare avanti un'impresa con il doppio del fatturato con gli stessi dipendenti? No. No, cioè, capiamo se già perché forse aspetta, andiamo in ordine, possono assumere andiamo con ordine. Su questo condivido. L'altra cosa che le volevo fare presente, che io ci tengo particolarmente, è che
Oltre a tutto questo c'è qualche aspetto di positività anche nella bassa Padovana, no? Perché parliamo sempre No, ma i problemi vengono discussi, le cose belle non servono. No, ma è giusto dirle però, Vabbè, le dica, certo. ma non perché è su Sant'Elena, ma perché riguarda tutta la bassa a Padovana. Siamo riusciti, parlo siamo perché seppur fatto a Sant'Elena, ma lo considero un progetto della bassa Padovana, siamo riusciti a fare con fondi anche della regione e fondi anche del GAL una casa per le persone diversamente abili, per fargli fare aspetti di autonomia, ok? Perché lo Stato ha pensato del dopo di noi, con la legge del dopo di noi, da 18 anni in su, no? Perché molto probabilmente a noi ci hanno insegnato a parlare, a vivere da 18 anni in poi, no? Dai 0 ai 18 anni siamo stati in una campana di vetro forse, no? Allora, le persone diversamente abili che hanno o la sindrome di Down o altre sindromi, okay, hanno la possibilità a Sant'Elena, per tutta la bassa Padovana, di avere a disposizione un appartamento per fare esperienze di vita autonoma da insegnargli dai 0 ai 18 anni. Okay? Perché? Perché tutte le persone diversamente abili un domani a chi andranno? Tutte in un CEOD? Siamo sicuri che tutti devono essere tutti devono fare i giornalisti, tutti gli ingegneri, tutti quanti i presidenti della provincia, tutti quanti i i giornalisti ormai stanno ognuno beh, ma Schiesaro poi li aiuta. Lui. Quindi nella bassa Padovana fatta su Sant'Elena, ma servirà circa già 39 no, ragazzi, partirà a dicembre questo importante no, progetto. Lo dico perché l'8 dicembre ci sarà l'inaugurazione, invito tutti chi in un qualche modo ha la voglia di esserci, perché è un progetto importante che deve essere sostenuto non economicamente, perché Sant'Elena ha già messo i soldi per farla, certo, ma deve essere sostenuto come idea e quindi col principio di fare squadra. Luca Calero, ci sono i cinghiali lì Sì, infatti. è circondato di cinghiali. Abbiamo il problema dei cinghiali noi sui colli. È anche presidente. Editoria. Però al di là del problema dei cinghiali, che è un problema effettivo in questo momento perché sta mettendo in difficoltà il mondo agricolo, e per poi anche parlare del pericolo della viabilità che possono causare questi. Ormai i video impazzano tutte le sere di mandrie che attraversano la strada, quindi diventa un pericolo. Nei colli noi abbiamo il problema diverso, non abbiamo il problema delle inondazioni, abbiamo il problema dei dissesti idrogeologici. Una volta c'era un capitolo, tanti anni fa, proprio a livello provinciale, dove andava a intervenire sulle frane. Abbiamo delle strade che hanno dei scalini alti, anche 20 centimetri di differenza, proprio di cedimenti, e da qualche anno soldi per le frane non ce ne sono più, né a livello regionale né a livello Quindi provinciale. i problemi primari sono il dissesto delle strade, insomma, lì ad Arqua Petrarca. Non solo Arqua, io parlo per il mio territorio, è un problema. Ieri sera abbiamo fatto un incontro con i sindaci dei Colli Ugani e il problema più sentito da tutti i sindaci è proprio quello del dissesto idrogeologico, con smottamenti, frane. Anche qui la provincia non può certamente farsene carico, perché stiamo parlando di tanti soldi. E rientriamo sul discorso di prima, che purtroppo la politica in Italia che il Presidente farà fatica a fare squadra. Sì. Ma no, come squadra, come no, moralmente, caratterialmente è straordinario e credo di averlo intuito, averlo capito. Poi alla fine contano i soldi, e se premia prima Curtarolo che Villa del Conte o che Arqua Petrarca, qualcuno di voi che viene... solo il ponte. Sì, a tante altre cose, sì, è vero. Direttore, abbiamo parlato di quello, ma perché... È vero, direttore, ma guardi... Si accontenta del fatto di fare squadra, che è quella l'idea. Ma se per un'opera il Presidente mi dice guarda, devi aspettare 3 anni, ma poi so che alla fine dei 3 anni mi arrivano, io sono l'uomo più felice ma sulla terra, 102 comuni, ho persone che mi hanno detto te li darò, 12 anni che aspetto. Perché poi finisce la musica, no? Quindi succede questo. Voleva intervenire Marangon? Sì, come si fa a non ispirarsi pragmaticamente e riunirsi noi come comuni al nostro Presidente? Cioè, assolutamente, è il Presidente, pragmaticamente siamo tutti con lui su questo aspetto qua, ma non solo, ma ci crediamo talmente tanto all'istituzione della provincia che come area vasta di 102 comuni, ma come potrebbe essere un'altra istituzione che coordina un'area vasta appunto di 102 comuni su tematiche particolari? E ne cito qualcuna: il trasporto pubblico, che è collegato direttamente all'ambiente, al PM10, a queste problematiche che ci assillano nella città,
Che cosa facciamo insieme rispetto a questo? Abbiamo provato naturalmente a fare un percorso insieme che stiamo facendo positivamente, ma bastano le misure di limitazione? No, servono le misure per potenziare il trasporto pubblico, per cercare di decongestionare quello privato, solo queste. E quindi assolutamente la provincia diventa il fulcro di riferimento da parte nostra per cercare di avere quelle idee condivise come abbiamo e stiamo portando avanti per far sì che Regione, Stato centrale trasferisca delle risorse per cercare effettivamente di potenziare un rapporto che sia intermodale, eccetera. Ma poi guardiamo anche l'aspetto della sanità. È stata fatta la riunificazione, la AS 6 Euganea, frutto della AS 15, della AS 16 e della AS 17, ha prodotto, bellissimo, 1 milione di persone, AS 6. Ma al di là del fatto di facciata, di aver creato l'US, sta creando tutta una serie di problemi di carattere organizzativo, perché la parte organizzativa che riguardava, che era diversa tra AS 15, 16 e 17, sta creando delle problematiche, soprattutto nei minori. Guarda caso, come diceva giustamente il collega Barbetta, soprattutto nelle risorse destinate ai minori. E questi aspetti qua li dobbiamo assolutamente affrontare tutti quanti insieme. Mi è arrivato il messaggio chiudere, però chiedo alla regia se possiamo rubare 5 minuti. Schesaro a Cadone, tutto bene? Se è breve? Tutto bene a Cadone? No, se le chiedo. Cadone che è tutto male. Nel senso che adesso stiamo facendo il bilancio e stiamo cercando di far quadrare i conti che non tornano. Abbiamo anche noi un ponte L'esigenza ammalorato. primario? Beh, o la scuola, se arrivano soldi sulle scuole noi siamo contentissimi. Adesso in bilancio mettiamo 470.000 euro per rifare una scuola, però abbiamo individuato un'area dove noi andremo ad abbattere un asilo e una scuola, diciamo, ogni 2 anni. Questo è un po' il programma che stiamo facendo, e li spostiamo momentaneamente in un'area dove noi andiamo ad adibire a, diciamo, a edifici scolastici provvisori per cercare di rifare il tessuto scolastico di Cadone, che è degli anni 70. Allora, se un po' ce li dà la provincia, li ringraziamo. No, la provincia ha solo scuole superiori, è impossibile. Vabbè, abbiamo una scuola superiore e non si capisce se è superiore, se è per i soldi Noi comunque abbiamo ancora qualche possibilità di fare mutui, anche se, diciamo, noi siamo contrari, però abbiamo un tessuto scolastico da rivedere. A Cadone che è stato fatto un intervento sulla provinciale, nella zona centrale, grazie alla provincia, 2 anni fa mi sembra, però abbiamo, insomma, esigenze di asfaltature e da rifare. E per quanto attiene Ponti Ammalorati, noi ne abbiamo uno, che è un ponticello, che è una passerella che collega Cadone e Vigo d'Arzere, che ha la peculiarità che nessuno sapeva dell'esistenza. Ci sono camminati sopra 4 generazioni, è la passerella Steiner del 1915. Dopo 105 anni, 110 anni dalla sua creazione non era registrata in nessuna mappa. Io l'ho chiusa con un'ordinanza appena arrivato a cavallo, diciamo, del mio mandato, dell'inizio del mio mandato, perché presentava dei caratteri di vetustà generalizzata. Oggi è chiuso, adesso stiamo, ecco, anche lì, per chiamare l'ingegnere, e non avevo i soldi e devo fare la variazione di bilancio. Se non ho fatto la variazione di bilancio non posso destinarli. Ho chiesto al collega Zordano intanto di andare avanti lui e farli, chiedo alla regione di chi è, non hanno le carte, 4 generazioni e ci camminano sopra e nessuno sa dell'esistenza del ponte. Eppure è là il ponte, nessuno l'ha mai visto. Certo, e quindi concordo, però insomma mi piace l'idea del regolamento del Presidente della provincia, è una cosa veramente, come si può dire, devo davvero nuova, scevra da ogni condizionamento di amicizia un altro politico. servizio a farvi vedere. E poi volevo chiedere una cosa mia personale, quel ponticello che va da Limena, quel ponte, anzi non ponticello, che va da Limena per andare verso Tavo, che ci sono sempre quelle che non possono passare i camion, è sicuro quel ponte lì o è... È sicuro perché ha la limitazione? No, lo chiedo per ogni volta quando passo mi viene il dubbio. Perché non passano i mezzi pesanti? Sentite, prima guardi che col concetto di sicurezza dovremmo chiudere mezze scuole e bloccare la viabilità, però non è bello, perché dopo non è bello, è chiaro che non è bello. Ho capito quello però che dite, in questo momento però, se non facciamo una scelta strategica delle infrastrutture ma posso dire, ma le pare che io e i sindaci qua dobbiamo andare a chiedere la carità al Presidente della provincia? Ma le sembra normale questo? Abbiamo a Curtarolo una zona industriale che è favolosa, invidiabile, con grandi aziende. Cadone che ha grandi aziende. Versiamo una marea di miliardi di imposte di imprenditori allo Stato e non ci arriva indietro niente? L'IMU, prima casa,
Grazie a Dio quindi... non si paga sulle seconde case, una quota a parte ci arriva, una quota a parte dei capannoni. A noi forse ci arriva solo se noi andiamo a riscuotere, versiamo miliardi di euro di IVA e ai comuni non arriva niente, ma vi sembra normale? Schesaro è ritornato, mi scusi, su un argomento che abbiamo parlato all'inizio, lei forse non era attento. No, ero anche troppo attento. Quando le spiego, quando il Presidente ha detto noi chiediamo, bisognerebbe che i politici veneti aiutassero più la città. Ma l'ha detto lui chiaro. Cosa? Se abbiamo fatto un referendum dove tutti chiedono l'autonomia e a Roma non la danno, l'autonomia vuol dire questo, andare là col capello in mano a chiedere indietro i nostri soldi. Anche voi giornalisti dovete perorare queste cause qua, voi che plasmate le menti e le orientate, dovete orientare anche... no. Mi lasci finire, no, mi lasci finire. La verità è questa, andiamo là col capello in mano a domandare i nostri schemi, ma vi sembra normale lei? Allora, in virtù di quello che lei ha detto, che è corretto nel dire sacrosanto, no, corretto. Sacrosanto, ancora di più, è sacrosanto ancora di più nel dire che non si va a fare l'elemosina alla provincia, dice praticamente noi versiamo molto, dobbiamo avere molto. Allora chi meglio dei politici veneti che vanno a Roma possono chiedere questo? E se Roma non te li dà? Mi lasci finire, ha ragione Bui nella richiesta, punto, è a capo. Quello che ha detto lei l'ha detto prima all'inizio Bui, ha detto se noi perché non gli danno i soldi? Perché i nostri politici, ha detto, ha fatto delle accuse chiare, non lavorano per il Veneto. Questo l'ha detto lui. O non sono, attento, le chiedo scusa, non sono sufficientemente coesi per portare a casa i risultati. Lavorano per il Veneto ma non sono sufficientemente coesi per portare a casa i risultati. Non è colpa mia se lo dice il Presidente. Il Presidente dice chiaro e tondo. Sa che questo governo ci dia l'autonomia? Secondo lei ci dà l'autonomia? Non lo so, però il Presidente ha detto... No, le sembra normale che il sindaco di Sant'Elena debba amministrare un comune e non è neanche capace di aumentare il proprio organico? D'accordo con il lei, comune di Cadone che ha 56 dipendenti con 16.100 abitanti, un comune della Sicilia di pari popolazione ne ha 80, ne ha 90, le sembra normale questa cosa qua? Allora, devo guardare i parametri di bilancio e al sud fanno quello che vogliono. Il microfono, non voglio litigare. Le abbassiamo anche dei dipendenti, 56 dipendenti con l'Unione, siete stati i nostri così qua. Ma posso dire una cosa? Dipendenti a 16 ore. 18 ore, si può 13 ore. Si può fermare un attimo. Allora, nel concetto che lei fa, non sto dandole torto. Io le chiedo da cronista al Presidente della Provincia come si può fare. Il Presidente della Provincia mi dice all'inizio della trasmissione una cosa molto importante. Padova e i 102 comuni hanno bisogno che i politici del nostro territorio lavorino di più per i nostri comuni. Lo dice il Presidente della Provincia, lo dice il vostro Presidente. Lo diciamo anche noi, non serve non serve che lo dica a me o ai giornalisti. Prima nel ragionamento che faceva lei, che ha 6 dipendenti, era nata una volta la questione delle fusioni fra i vari comuni, che poi è un po' andata come è andata. Vediamo il servizio, poi ne parliamo nell'ultima parte. Le unioni dei comuni sembrano non andare più di moda, questo perlomeno è il quadro che si sta delineando in provincia di Padova, dove nell'ultimo anno ben 4 realtà si sono sciolte o stanno per farlo. Nel 2018 infatti erano ben 9 le unioni attive, per un totale di 35 comuni coinvolti e una popolazione interessata di oltre 255.000 persone. Unione della Brenta, Padova Nord-Ovest, Retenus, Megliadina, Colli Euganei, Medio Brenta, Prati Arcati, Conselvano e la più grossa Federazione del Campo Sampierese. A queste poi si deve aggiungere il consorzio Padova Ovest, che unisce Selvazzano, Rubano e Mestrino, ma che ha le sole funzioni di polizia locale. Nate per condividere alcuni servizi e fare così economie di scala e ridurre i costi, negli ultimi mesi, come detto, hanno visto una situazione in rapida evoluzione. Quella Megliadina, che comprendeva Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale e Santa Margherita d'Adige, si è sciolta in seguito alla nascita del comune di Borgo Veneto, e anche l'unione Padova Nord-Ovest, Piazzola, Campodoro, Campo San Martino e Villafranca non esiste più. Non solo, però, altre 2 unioni hanno avviato il processo che porterà allo scioglimento, quella dei Colli Euganei, comprendenti i comuni di Arquà, Baone e Cinto Euganeo, e quella del Medio Brenta, composta da Cadoneghe, Vigo d'Arzere e Curtarolo, senza dimenticare poi che anche la Federazione del Campo Sampierese ha cominciato a perdere pezzi con 3 baseleghe in uscita. Sembra insomma che i comuni oggi più che mai fatichino a fare rete, e il futuro così è incerto anche per chi al momento ha deciso di rimanere insieme. Rieccoci. Allora, nel fatto delle fusioni, come abbiamo sentito il servizio, anzi non si è sentito molto perché ovviamente discutavamo anche durante la messa in onda del servizio, però non è che sia
di alto gradimento, perché ognuno, Presidente, vuole il proprio orticello. Per quale motivo? Quando dico ci sono comuni di pochi abitanti non possa essere unito, magari i comuni limitrofi a Padova non possono fare una grande metropoli in modo da avere più disponibilità economiche da parte del centrale governo di Roma? La fusione è un processo che arriva dopo un lungo cammino assieme. Io dico dopo un fidanzamento lungo ed è un matrimonio necessariamente di interesse. E perché altrimenti se i territori non si parlano, questo frastagliamento dei 102 comuni sono troppi. Di fatto io lo dico, però oggi dire per decreto togliamo i comuni non ci riusciremo. Allora cominciamo intanto a far sì che i sindaci comincino a fare politiche territoriali e non solo comunali. La viabilità, che la sanità, l'ambiente, la scuola, sicurezza sono politiche territoriali, e quel sindaco che si chiude dentro le proprie mura, per chi ha le mura, ma a tanti non hanno neanche quelle, è un sindaco che pensa di essere un imperatore ma senza nessun impero. Allora oggi noi abbiamo la necessità e abbiamo delle buone esperienze anche nel nostro territorio di sindaci che si ritrovano e tentano di fare politica territoriale dove il proprio comune non viene depotenziato ma si esalta perché lavora assieme agli altri. L'area dei colli deve lavorare assieme, Abano e Montegrotto devono lavorare assieme, il Montagnanese per la valorizzazione di alcune specificità devono lavorare assieme. Fabio, ottima l'esperienza che stiamo facendo come, scusatemi colleghi, per quanto riguarda Comepa, l'aspetto della città metropolitana, ottimo. C'è là il microfono che non lo vedo, vede, è così, ormai avete preso un'abitudine, ripeta perché ovviamente non si è capito quello che ha detto. Che per esempio sotto questo aspetto condivido perfettamente l'impostazione di Fabio, è interessantissima l'esperienza che stiamo conducendo e anche estremamente positiva per i risultati che sta portando della conferenza metropolitana di Padova, quindi sicuramente sono gli strumenti importanti. Devo chiudere veloce. Beh, allora, per quanto riguarda le fusioni, è vero, secondo me queste richiedono un percorso molto importante e molto lungo. Per quanto mi riguarda, visto anche il servizio che abbiamo visto, posso parlare di quello che è l'Unione dei Comuni. Noi infatti abbiamo deliberato il recesso all'Unione Medio Brenta insieme con Cadoneghe e Vigo d'Arzere, proprio perché ci siamo accorti che di fatto un'unione non può funzionare. Io parlo del Comune di Curtarolo che nel 2015 è entrata proprio nell'Unione Medio Brenta con Vigo d'Arzere e Cadoneghe, che sono chiaramente comuni più importanti, ma soprattutto geograficamente e territorialmente distanti dal nostro. Quindi a mio avviso adesso quello che veramente funziona e che dà ai cittadini dei servizi e soprattutto dei costi certi sono le convenzioni. Cioè sappiamo quantomeno cosa spendiamo e quali servizi possiamo dare ai cittadini. Il suo bravissimo, ma certo che ha ragione, tutti hanno ragione. Le fusioni, le unioni, a parte che lei ha parlato di fusioni e noi qua stiamo parlando di unioni. Sì, certo, io parlavo di fusioni invece. No, parlava di unioni, stavo parlando di unioni. Sì, parlava dell'unione. Ma abbiamo detto che non sono andate tanto bene, no? Io farei subito la fusione con... Io non so chi fa la fusione con Cadore, quanti problemi magari può avere. Il servizio parlava di unioni. Unioni, certo. Ci stiamo sciogliendo anche noi la riunione dei coniugani. Non funziona perché sindaci diversi, segretari diversi, personale che a volte non riesce ad aggregarsi. Le unioni sono un fallimento ovunque. L'abbiamo detto. Io invece personalmente sono d'accordo con per territori omogenei, sono d'accordo con le fusioni. Perché pensare ancora una volta ai comuni piccoli dove la gente andava a piedi o a cavallo, adesso in 5 minuti, 10 minuti. Però deve essere un percorso non imposto dalla politica. È che il servizio diceva il collega che le unioni non sono andate molto bene, però io chiedevo le fusioni. Quello che bisogna fare è preparare i cittadini alla fusione, perché il cittadino non è ancora abituato a questa cosa. Abbiamo visto con le ultime fusioni, su 5, 4 sono andate male, perché sono sempre... È vero, devo chiudere la fusione dell'Alta Padovana sta dando degli ottimi risultati, nonostante ci sia qualche concludo e vi chiedo ovviamente, visto che abbiamo ragionato, cosa state facendo di bello nel vostro paese? Inizio da lei, Rocco. Perché abbiamo parlato di problemi, nella chiusura vi chiedo cosa state facendo di bello. Beh, allora, sicuramente dal 1° dicembre per alcuni servizi e per altri dal 1° di gennaio 2020 rientreranno appunto i servizi proprio per questo recesso dall'Unione, Avete Medio tutti Brenta. i luminari per Natale?
Sì. Beh, faremo l'accensione il 1° dicembre dell'albero di Natale, quindi voglio dire anche quella è un'occasione. Non un albero, le luminarie un po' nel paese ci saranno? L'illuminazione per noi è un problema, nel senso che... Quindi anche questo, ma dà un po' di gioia, magari dico, non c'è la possibilità di averlo a Curtarolo? Difficilmente, perché abbiamo deliberato da poco anche un debito fuori bilancio, quindi insomma, ecco, note positive. Io dico, la domanda delle luminarie era a parte, invece cosa state facendo di bello, poi se vuole dire delle luminarie può dirlo, ci mancherebbe. Sono sindaco da 5 mesi, quindi dal momento in cui abbiamo individuato le risorse disponibili abbiamo stilato una lista delle priorità e tutto quello che non è possibile fare nell'immediato stiamo chiedendo contributi a associazioni e tutto il mondo del volontariato. Ad esempio le luminarie, ho chiesto alle diverse associazioni, ci siamo messi assieme e sarà molto illuminato, ma il comune non metterà un soldo. Barbetta? Ho detto prima dell'iniziativa della casa fuori casa per i bambini diversamente abili, stiamo dialogando anche con le realtà del paese e con le associazioni che sono in fermento, ne abbiamo parecchie a Sant'Elena che crescono anche sotto l'aspetto ambientale, quindi andremo a valorizzare anche questo che è un altro tema altrettanto importante e che ci teniamo molto, e quindi anche questo nei prossimi anni andremo ad interagire e valorizzare le aree verdi che seppur sono un costo di manutenzione, ma se cerchiamo di metterle bene, forse sono una valorizzazione. Le luminarie? Le luminarie poche, ma ci saranno. Da qua? Poche, ma ci saranno, come insomma, sempre. da un paese di collina così, insomma, è bello vedere un po' nel senso della montagna. Arriva il Babbo Natale con la slitta. Direttore, il problema è io sono sindaco quasi da 11 anni. I trasferimenti dal 2009 che sono stato eletto adesso sono scesi, parlo dei trasferimenti statali, del 70%, 65-70%. È diventato impossibile amministrare. Si fa sempre più fatica a chiudere i bilanci, soprattutto per quanto riguarda la parte corrente. Noi abbiamo investito sulle scuole e ho riaperto 2 anni fa. Io lì ho avuto la fortuna di sposarmi 42 anni fa proprio dal Capetrarca. Se vuole la risposo. No, basta, cerco di scherzare, siamo in chiusura. Mentre a Vigonza cosa facciamo di bello? Riqualificazione energetica di 24 edifici, tra cui 10 scuole e tantissimi edifici pubblici. La riqualificazione energetica di scuole medie, asilo nido e un'altra scuola elementare, sempre fruendo appunto dei soldi nostri bloccati dal patto di stabilità, ci hanno detto potete utilizzare i vostri soldi e li abbiamo utilizzati appunto puntando tutto a questo aspetto qua. L'edificazione della casa di riposo, quindi che è iniziata in questi giorni. Quindi state facendo belle cose, insomma, giusto? Sì, insomma. E le luminarie? Le luminarie noi siamo tradizionalmente ormai orientati che all'8 dicembre si fa l'accensione dell'albero in piazza e quello è l'elemento centrale anche per fare in modo di creare un'unità di intenti su tutta la comunità. Per tutti quanti. Schesaro, Cadone, cosa fate di bello? Ma a Cadone che per la prima volta si farà il Natale come Dio comanda, quindi il 30 di novembre ci sarà l'accensione dell'albero di Natale con i canti natalizi, i presepi, le luminarie. 55.000 euro abbiamo messo a bilancio. Delle luminarie. Volete far festa? No, non è far festa, abbiamo 55.000 euro le luminarie tutto il paese, l'accensione dell'albero, avremo una pista di pattinaggio a Cadoneghe storica, cose che a Cadoneghe da tanti anni e non si vedevano. Abbiamo inaugurato un cantiere di una scuola per diciamo i diversamente abili, quindi il rifacimento del tetto a novembre di un altro istituto scolastico, a gennaio parte invece l'allargamento di via Roma, la rotonda a marzo di via Prati, abbiamo chiuso 2 o 3 contenziosi che erano aperti e un incasso del comune, per il comune di Cadoneghe di circa 255.000 euro, stiamo sbloccando il cantiere Grosoli. In così poco tempo è riuscito già a fare parecchie cose importanti per il comune di Cadoneghe ha la fortuna di essere comunque un comune in prossimità della città di Padova, è comunque un comune effervescente, c'è un tasso di elusione e evasione fiscale del 5-6% e questo aiuta molto le casse del comune. Perfetto. Poi siamo usciti dall'Unione dei Comuni del Medio Brenta e questo sicuramente darà più respiro al mio comune, al comune di Curtarolo e di Vigo d'Azzaro. La fermo perché il suo elenco sarebbe davvero lunghissimo. Perché lo conosce bene. Invece Loredana Borghesan per Montagnana, cosa state facendo di bello? Parlando di opere, in programma 700.000 euro. La cosa più importante, le luminari sono, insomma, le opere sono importanti, certo. È importante tutto. Parlando di opere, in programma 700.000 euro di rifacimento di manti stradali, sia dentro le cinta muraria che all'esterno.
Il cantieramento di un auditorio legato a una recente scuola appena appunto costruita, 3.800.000 euro proprio di una scuola media, un auditorio annesso, partiamo adesso con questi interventi, una rotatoria che anche questa di immediata partenza ai primi mesi di gennaio. Una cosa importante che mi fa piacere dire è che partiremo con una progettazione in questa fase di ristrutturazione e valorizzazione di una rocca degli alberi cosiddetta. Si tratta di uno dei 2 castelli della cinta muraria, pertanto poi all'interno l'obiettivo è quello di arrivare a un progetto di 7-8 anni, un intervento di circa 10 milioni di euro, e qua avremo bisogno veramente un po' di una filiera importante, e proprio per valorizzare e continuare a promuovere la città. Natale, 1° di dicembre, accensioni delle luci, delle luminarie, un meraviglioso albero su una nostra piazza di stile veneziano, pista di pattinaggio, le luminarie, quelle organizzate e comunque finanziate in collaborazione con i commercianti, questo è importante dirlo perché la condivisione è un elemento importante. Montagnana, la città dei presepi, e troveremo presepi. Perfetto, questo l'ha già detto, quindi è giusto andare a vedere Montagnana, al di là del bel paese, della bella cittadina che è, anche e soprattutto a Natale, che con eventi mi sembra siano davvero da vedere. Presidente Bui, allora le dico, ho sforato di questa trasmissione di mezz'ora, più o meno, il mio editore non so se si arrabbierà o meno. Detto questo, lei ha 1 minuto per concludere il tutto di questa puntata, che è durata 2 ore e mezza più o meno. L'assessore Ciano Contin direbbe tempi bui femo ciaro. Esatto, è vero. Ma lasciamo l'assessore Ciano Contin che stasera manca dalla trasmissione. No, l'impegno è quello per i 102 comuni. Qui c'è una rappresentanza dei sindaci, ma la provincia, se oggi ha un senso come ente di servizio per i 102 comuni, con una particolarità: attenzione ai più piccoli, quelli che hanno più risorse, quelli che hanno già la possibilità di sbarcare il lunario nel deserto attuale. E vede, sono comuni piccoli, io dico ai confini dell'impero spesso. Questi devono avere l'attenzione di un ente intermedio che è la provincia. Bene, chiudo. Sono volate 2 ore e mezza, non sembrava, però vi garantisco, tra la polizia che 2 ore e mezza sono volate, davvero bisognava farne di più, però sono stato contento di aver fatto questa trasmissione e spero sia stata anche gradita ai nostri telespettatori, quindi ringrazio Martina Rocchio, sindaco di Curtarolo, grazie ringrazio Antonella Argenti, sindaco di Villa del Conte, grazie. Sindaco Emanuele Barbetta, sindaco di Sant'Elena, grazie. Il sindaco Luca Callegaro di Arco Petrarca, saluto il sindaco di Vigonza Innocente Marangon, grazie. Il sindaco di Cadoneghe Marco Schesaro, grazie, e concludendo il sindaco di Montagnana Loredana Borghesan. Davvero grazie a tutti, grazie al presidente Fabio Bui, è stato gentilissimo, e io do un appuntamento a mercoledì prossimo con un'altra puntata di Primus Inter Pares. Buonanotte.